Una rete di comunicazione all'avanguardia che garantisce uno scambio sicuro e inviolabile di dati tra istituzioni, aziende e cittadini. Si chiama VenQCI ed è la prima rete quantistica regionale d'Italia, progettata e realizzata da Regione Veneto, CAV e Università di Padova. Un passo in avanti, una tecnologia ancora nuova che oggi presentiamo, che dimostra la volontà di una regione a guardare avanti, insomma, di riuscire a garantire il funzionamento del quotidiano, così come fa ogni giorno la Regione del Veneto nei dati, nella sicurezza, nella produzione di tutto quello che riguarda sanità e macchina amministrativa, ma traguarda a quelle che sono le nuove tecnologie e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione di un progetto nato qualche anno fa che oggi è un prodotto concreto. La rete infatti è già attiva tra le province di Padova e Venezia ed è composta da 5 nodi quantistici, ognuno dotato di dispositivi per la generazione e lo scambio di chiavi quantistiche, distribuiti su un'area di circa 40 km, per rendere il sistema ancora più sicuro. Permette la sicurezza la trasmissione di un dato sicuro che non, avrete letto qualche mese fa tutti sui giornali, no? Che è quello che è successo perché Google non funzionava sulla Brennero, no? La Brennero era vuota e la statale per Vipiteno era pienissima. Questo perché? Perché Google dava un'informazione sbagliata su come si distribuiva il traffico. Ecco, questo non può capitare. La cosa importantissima è che il dato che viene trasmesso da un punto all'altro sia il dato corretto e sicuro. VenQCI si basa su tecnologie che sfruttano i principi della meccanica quantistica per generare e distribuire chiavi crittografate in grado di proteggere le comunicazioni da qualsiasi tentativo di manomissione o intercettazione. In questo caso uno opera sapendo che se avviene un cortocircuito in uno dei computer non scompare automaticamente tutta l'informazione su chi in questo momento è in transito nell'autostrada o ha pagato o non ha pagato oppure dove si è formata una coda, ma sa che c'è una copia che si può utilizzare e può sostituire questo nodo che è venuto a mancare.